La sai l'ultima. No, perché era il mio grande amore il flamenco. Più il flamenco del tango? Sì, e poi dopo ho scoperto il tango argentino, ho fatto parte di una compagnia del Teatro Fantastico di Buenos Aires e quindi ho fatto dei tournée teatrali con un coreografo argentino. Dove l'hai fatta? In Italia o anche all'estero? In Italia, tutto in Italia. Tu hai iniziato invece il cinema, forse non l'hai iniziato, però hai avuto un grande incontro con Tinto Brass. Uno scontro, Uno scontro. Ma come mai tutte le attrici che hanno un incontro con Tinto Brass poi hanno uno scontro con Tinto Brass? Beh, perché lui ti fa entrare in maniera molto prepotente nell'immaginario collettivo. La cosa difficile poi è dimostrare di essere e di saper fare anche altro. Cioè, se uno vuole fare l'attrice deve saper interpretare differenti ruoli, non solo quelli magari più ammiccanti o più piccanti. Ma in generale, se tu potessi tornare indietro, questo incontro lo rifaresti ancora? Sì, sicuramente sì, non lo rinnego anche perché... Vabbè, adesso. Qualcun altro ci ha detto no. Ultimamente in un'intervista a Tinto Brass l'hanno paragonato a un peperone. Sì? Perché? Perché è piccante. No. Tra le altre cose, Claudia ha questo suo aspetto etereo, così un po'. Però è una ragazza molto spiritosa anche. Giocherellona, mi piace giocare. Una sua verva comica che ogni tanto tira fuori. Guarda che più tardi ti chiederemo una barzelletta, vedi di ripassare. Mi sono documentata. Ti sei documentata per non far brutta figura. Sull'arma dei carabinieri. Ah, ecco, sui carabinieri la dice. Allora, poi ancora mi premeva di parlare del tuo incontro con Tinto Brass, poi ancora teatro, poi ancora cinema, poi la televisione. Di queste tre brutte bestie, teatro, cinema, televisione, qual è quella che ti spaventa di più, quella che ti attira di più, quella che ti piace più fare? Ma sai, il teatro è il luogo dove io mi sento meglio e mi piace soprattutto lavorare in teatro perché ho il contatto con il pubblico, perché cresco come artista anche tutte le sere. Il cinema mi spaventa di più, sì, perché la gente va di meno al cinema. In televisione comunque, voglio dire, il televisore poi è una cosa di bello che sta in casa. Quindi tu entri dentro le case della gente, sei quasi familiare, cioè la gente quando ti incontra per strada ti saluta come se fossi uno di loro, come se vivessi in casa con loro. E tra poco questo ti capiterà un po' in tutto il mondo, perché mi fa piacere sottolinearlo durante la tua intervista, la serie Linda e il Brigadiere sta andando fortissimo come in Italia, anche in Canada e in Turchia, cioè in due paesi proprio completamente diversi dal nostro. Brava. Signori? Ma lo sai che mi è successo? Sì. Poi questo se non va bene lo tagliamo. No, non lo tagliamo. Ma ha pettinato un parrucchiere turco. Sì. E a lui non gli sembrava vero. Io non lo sapevo di essere famosa in Turchia, è vero questo? Sì. Parrucchiere turco qui in Italia o là in Turchia? Qui in Italia. Durante la tournée teatrale, sai che in teatro tu chiami i parrucchieri della città dove ti trovi. È arrivato questo parrucchiere turco, molto gentile, molto bravo poi. E insomma, per lui non gli sembrava vero, gli sudavano le mani. E poi mi ha spiegato che ero famosa in Turchia, io non ci credevo. Ti aspettano tutti questi turchi allineati. Accompagnami. Sì, perché no? Perché no posso. Lì c'è anche il rischio se ti accompagno, Che cosa succede? No, ti niente. rubano, ti Che rapiscono? possa piacere altrettanto io. Che possa piacere altrettanto A io. me? Allora, signori, voi capite bene che con quest'angelo io starei qui fino a dopodomani, ma devo farti l'ultima domanda. Sì. Tu hai detto, il successo è un letto ad una piazza sola. Sì. Perché? E come perché? È difficile dividerlo il successo, soprattutto è difficile che il compagno che ti sta a fianco lo accetti, perché chi vive un successo vive anche una vita molto frenetica, molto difficile. E Però, tu invece sei fortunata? Io sì, anche io da quel sì, punto. sì. Quindi continui ad avere un letto a due piazze o uno solo? Ha una piazza, però lo divido con un'altra persona. Ma perché state scomodi? Ma siamo più vicini! Vabbè. Vabbè, Claudio. Davvero a malincuore ti lascio, perché sai che noi abbiamo una gara in corso, devo continuare. Mi porti via in braccio? No, ti lascio lì perché tanto A New York? Mi molli a New York? No, ti porto a Istanbul perché abbiamo quel famoso incontro. Grazie. Simpatica,
La facevate così simpatica la call? Se anche dicevate di no non si offendeva nessuno, perché le interviste in televisione sono fatte anche per quello, per far risultare i personaggi così come sono. Siamo giunti alla terza gara. Signori, è celibe, ha 37 anni, si definisce di bella presenza, è un abitué della risata e del ring, dove indossa quasi sempre la divisa del carabiniere. Lo chiamano Tup Tup Marescià, da Sapri in provincia di Salerno, Franco Guzzo. Contro, tra i suoi hobby il ballo libero, la motocicletta, altezza 1,70, peso eccessivo. La chiamano la trenetta imperiale, da Genova, Laura Iadeluca. Caro Guzzo, possiamo dirlo? Lei è proprio fesso nel cuore? Nel cuore, sì. Ma come, è tornato a trovarci? Mi sono congedato. Voi ricordate Franco Guzzo, grande protagonista delle sue edizioni della Sai l'Ultima, e poi al mio fianco lo scorso anno insieme a Brignano nei suoi sketch. Ti ricordiamo tutti con grande affetto. Comodi. Grazie per aver accettato una volta di rindossare i panni del barzellettiere. Lui aveva appeso l'attrezzo al chiodo e stasera... Ho ripreso dimestichezza con l'attrezzo. Con l'attrezzo. Allora, signora, lei non aveva appeso niente, cara Laura. No. Di quale edizione è stata campionessa? No, sono arrivata seconda. Proprio, nel 92 e nel 94. Quindi, insomma, già edizioni belle datate. Un capodanno. Un capodanno. Ve la ricordate tutte con la sua simpatia ligure, e questa sera vediamo un po' come se la cava nella gara tra un uomo ed una donna. Allora, Franco, prego, comincia te. In caserma, il brigadiere al maresciallo. Maresciallo Capuzzo, stasera venite a casa mia, facciamo un'orgia. Ah sì, e quanti siamo? Se portate a vostra moglie, siamo 3. Vabbè, è troppo facile sui carabinieri, Speriamo che la smetta. Prego, Laura. Allora, marito e moglie in cucina dopo cena. A un certo punto il marito si alza e la moglie diventa matta. No, Giobatta, non mi ricomincerai anche stasera come tutte le sere la solita storia. Che prendi il tavolino, la metti sul tavolo, prendi la poltrona, la metti sul tavolino, prendi la sedia, la metti sulla poltrona, prendi lo sgabello, la metti sulla sedia. Poi ti arrabbichi come uno scoiattolo che non sei neanche più un ragazzino. E quando sali che sei lì, che sei arrivato, ti siedi, apri il giornale, ti metti gli occhiali. Oh! Spilorcio, tu spilorcio! Non sarebbe ora che comprassi una lampadina un po' più potente? L'autoironia dei genovesi, insomma dei liguri in generale, contro la mitica verve del nostro maresciallo. Comincia la terza gara. Napoli, Piazza Dante, negozio di abbigliamento, 9:30 del mattino, si apre la porta, entra un messicano con tanto di sombrero. Buenos dias, señor! Buongiorno. Sono Julio. E che me ne fotte? Cabù. Quanto costa il cavozones? Che? Il cavozones? Il pantalone. Il pantalone costa 100.000 lire. E la camisa? La camicia. La camicia costa 30.000 lire. Troppo caro, signor, me ne va che. Se ne va. Il giorno dopo, 9:30 puntuali di mattina, si apre la porta. Buenos dias! Nada voda chist. Sono Julio, ussaccio, sei venuto pure io. Che bu? Quanto costa il cavozones? Te l'ho detto pure ieri. 100.000 lire. E la camisa? Sempre come ieri, 30.000 lire. Troppo caro, signor. Me ne va che. Se ne va nada voda. Il giorno dopo, 9:30 puntuali. Buenos dias! Mannaggia, tu sei Julio? Sì, signor. Sei venuto pure ieri e l'altro ieri. Che bu? Quanto costa il cavozones? 1.000 lire. E la camisa? 700.000 lire. Signore, scusami, tu perché hai alzato la camisa e hai lasciato il cavozones? Per farti vedere quando me le hai scassate! Forza! È bello il nostro Franco Guzzo. Caro Franco, si è aggiudicato il primo 110 lode della serata. Vediamo se ce la fa Laura Iadeluca.
Allora, il dottor Enzo torna a casa per pranzo e non trova la moglie. In cucina non c'è, in bagno non c'è. Apre la porta della camera, la moglie a letto con un uomo. Ma Adelaide, disgraziata, ma cosa fai? Ma mi tradisci? Ma non è possibile, ma lei chi è? Ma cosa fa? Ma si alzi, ma si rivesta. Questo uomo si alza, si riveste, si mette tutte le cose. Lui lo guarda, è un disgraziato, tutto sporco, lacero, un barbone. Ma lei, ma cosa ci fa in casa mia? Ma si rende conto? Ma cosa fa? Ma chi l'ha fatta entrare? Ma non è possibile. Momento, chi mi ha fatto entrare? Mi ha fatto entrare sua moglie. Io andavo in giro come tutti i giorni a chiedere la carità, ho bussato alla porta e sua moglie mi ha aperto. E io gli ho detto, scusi signora, non avrebbe qualche cosa da darmi che suo marito non adopera più? E questo non è ligure, è inglese. Guarda Laura, hai fatto una scelta difficile perché hai scelto una barzelletta, stavo dicendo prima, non di stampo ligure ma di stampo inglese. Rideranno più tardi, ti batteranno le mani quando sarà un po' troppo tardi. Grazie per aver partecipato. Va in semifinale Franco Guzzo, ci vediamo tra poco con la quarta gara. Alla 6 l'ultima, lui contro lei. Fatto pace, Pamela Prati si incontra con Valeria Marini. Sai Valeria, conosco una barzelletta così forte, ma così forte che fa cascare le tette. Ma a quanto pare te l'hanno già raccontata. Allora, due uomini si incontrano. Che schifo di sogno che ho fatto questa notte, guarda, non puoi capire che schifo. E perché? Che cosa hai sognato? Ero su un'isola deserta con Valeria Marini, Sabrina Ferilli e Demi Moore. Beh, ti lamenti? Ero Francesca Dell'Era. Tre giovani fanciulle stanno passeggiando sul lungomare di Riccione quando vedono un uomo completamente nudo seduto su una panchina che sta leggendo un giornale con il volto coperto dal giornale e cercano di riconoscerlo dall'unico particolare anatomico visibile, la prima. Secondo me, no, non è il mio marito, non è il mio marito. La seconda. No, beh, ma non è mica tuo marito. La terza. Secondo me, no, non è neanche di Riccione. Natalia. Grazie, che gentile. Natalia, pure tu. La regina del nostro varietà. Io quando ti ho presentato la prima puntata già lo sapevo. Spero di esserti entrato un pezzettino così nel cuore, anche perché tutto non ci stavo, chiaramente. Un piccolo pezzettino sicuramente rimarrà per sempre. Comunque, nel mio cuore. Anche se questa nostra è una parodia del grande mito di Evita, c'è una frase verso la fine della canzone che riguarda anche te. Tu sicuramente sarai sempre nel cuore e nel ricordo del nostro pubblico. Non dire queste cose. Sì, insomma, hai segnato questa stagione televisiva. Mi viene con la un tua magone presenza. tremendo. Ma non fare il magone di a dire Magonza. queste cose. Il magone di Magonza. No, te lo dico. Io non voglio andare via. Ma non devi andare via, stai qua che... Voglio fare ancora un'altra puntata. No, ancora un'altra. Ci abbiamo preso gusto e poi Dai. gli appuntamenti televisivi che ti riguardano saranno tantissimi. Certo, vabbè. E li diremo Ma non anche. saranno accanto a te. E questo mi dispiace. Puoi dirlo, Va puoi bene. dirlo. Va bene. Ciao Jerry. Ciao, non piangere. Don't Non cry ancora. for me, Natalina. Don't cry for me, Natalina, perché adesso invece devo introdurvi col sorriso sulle labbra alla quarta gara. 76 anni, pensionato, 2 figli, ex giocatore di calcio, ex ballerino, ex campione di biliardo, adora le maniche di frate al sugo, lo chiamano Erbullo del Testaccio, da Roma, Aldo Di Giovanni. Contro, reduce dallo strepitoso e clamoroso incontro di venerdì scorso, torna sul ring l'ultima una donna, una risata, una garanzia. Signori, da Bari, il ciclone del tavoliere, Lia Cellamare.
caro amico, 2 pezzi di storia della nostra trasmissione. La simpatia dirompente e contagiosa del signor Aldo Di Giovanni. Cosa c'ha lì? Un fazzolettino? Cos'è? Un paio di mutande? Ma cosa fa? Ah, un portafortuna! Si è portato portafortuna. Allora, senta, qui ho messo tutto, ballerino, campione di biliardo. C'è qualcosa che abbiamo dimenticato? No. L'età è giusta? Troppa. 70, ne ha meno? Sì. Perché hanno scritto 76? Quanti ne ha? Fammi un dispetto. Quanti ne ha? 66. 66. Ah, mi sembrava. È forte. Signori, invece qui voglio dilungarmi un secondo. Dopo aver chiaramente dimostrato tutte le mie simpatie per i baresi e nella fattispecie per la signorina Barese, la scorsa settimana per un malfunzionamento del nostro applausometro ho dovuto schierarmi apertamente per il rifacimento di un applauso che è andato a favore di un amico siciliano e che ha sicuramente danneggiato la qui presente Lia Cellamare, che però nel dimostrare la simpatia che noi tutti abbiamo per lei è qui questa sera e in anteprima mondiale vuole dire al suo pubblico che addirittura è stata scritturata da Canale 5. Per che cosa? Per sotto a chi tocca. Per sotto a chi tocca. Sotto a chi tocca con Pippo Franco lei è entrata di prepotenza nel cast, quindi Grazie. come vedi Grazie. speriamo di averti portato Grazie. talmente fortuna. Adesso, attenzione. Detto questo, che ti era dovuto perché sei stato molto signorile nell'accettare la mia decisione, tocca ad Aldo Di Giovanni presentarsi. Vada Aldo, lì. Io? Qui, là, lì. Lì dici? No, lì, dentro lì. Un romanaccio entra in un bar e fa al barista: "Oh, dove sta il cesso? Il cesso, dove sta? Dove sta il cesso? Signore, abbia pazienza, il cesso, dove sta? Senta, signore, vada giù in fondo. Ci sono 2 porte. Una c'è scritto gentleman. Lei non ci faccia caso, entri uguale." È fine, eh? È fine. L'inizio non sembrava, ma poi una barzelletta fine. Allora, il ciclone del tavoliere, la Natalia Estrada della barzelletta, diciamolo, porca miseria. Vai, Lia. Allora, c'è una signora disperata che va dal pediatra. Dottore, il mio bambino di 4 mesi ha tutti i puntini rossi sulle gambine, sulle braccine, sulla tesi. Che cosa è successo, dottore? E signora, si calmi. Che cosa le avete dato? E dottore, un poco di vino. Il vino a un bambino di 4 mesi. Lei deve dare latte. Sì, adesso il latte sopra le cozze. Vabbè, questa è barese pura, La capitale della cozza. Allora, signori, questo era il preriscaldamento, parte la quarta gara. Metropolitana di Roma, una signora con 6 bambini, suoi figli, tutti di tenera età, va a prendere la metropolitana. Siccome la metropolitana sbomballa, si dice a Roma, ti sbatte di qua e di là, allora era preoccupata questa donna. Entra in metropolitana, si apre gli sportelli, lei entra con questi bambini e comincia: "Martina, mettiti qui", seduta, perché aveva paura che gli cadevano. "Tu, Chiara, mettiti qui", "Sara qui", "Mario, tu qui", "Arturo, mettiti qui", e gli rimane in piedi Spartaco. Allora si guarda in giro e non c'erano più posti, però c'era un romano seduto su un sedile, stava così. Allora va là e gli fa, dice: "Signore, scusi, se lei stringe le gambe, il mio Spartaco lo mettiamo qui vicino". Dice: "Signore, se aveva strette lei le gambe, qui c'era posto per tutti". Forza! La simpatia contagiosa fa 90. Venga Aldo, la simpatia fa 90, non la paura.
Adesso assistiamo a sta forza della natura che si chiama Lia. Vai Lia. Allora. C'è Nicola che incontra Giovanni. Oh Giovanni, io non sopporto più a mia moglie, no, non la posso vedere, ma neanche dipinta. Qualche giorno prendo qualche cosa, gli do una mazzata in testa e la uccido. Bravo! E così te ne vai in galera. Tu devi prendere la tua moglie, devi andare nella stanza da letto per 10 volte al giorno, dai, per una settimana, vedi che alla fine del mese tua moglie muore. Veramente? L'ho letto sul giornale, mo non lo so se funziona, però tu puoi provare. Dopo 3 settimane Giovanni non si vede in giro. L'amico preoccupato va a casa sua, suona il campanello e la moglie apre la porta. Ciao Giovanni, felicità, un bicchiere di vino, mezzo panino. Senti Pasquina, e tuo marito dove sta? Sta in camera da letto, è un poco stanco. È un bicchiere di vino e mezzo panino. Entra e trova Nicola in uno stato pietoso. Bianco, l'occhiaio, con un velo di voce. Giovanni, oh, ma come ti sei ridotto? Hai sentito mia moglie? È un bicchiere di vino e mezzo panino alla felicità. Canda, quella non lo sa che fra una settimana deve morire. Venga Aldo, grazie per essere tornato a trovarci, sei l'ultima. Sappiamo che per lei è stata una specie di rimpatriata, ci ha fatto molto piacere vederla. Però in semifinale spediamo questa forza della natura, Lia Cellamare che si prenderà tutte le soddisfazioni che merita. Brava Lia, a dopo. Hola. Grazie, ci vediamo. Vedo già pronte 3 bellissime più una quarta che è una supernova, una stella meravigliosa. Cosa volete dirmi ragazzi? Delle barzellette forse? Forse? Comincia tu bella Rossina, vai. Dallo psicologo. Dottore, nessuno mi considera, tutti mi ignorano. Scusi, avanti il prossimo. Tra amiche, quando fai l'amore parli con tuo marito? Se mi telefona sì. È bella. Al teatro un tizio entra nel bagno delle signore, si toglie i pantaloni e le mutande. Una signora scandalizzata. Ma è per le donne? E perché? Questo no? Claudia, tante attrici, anche tanti attori, insomma un po' schizzinosi, le barzellette non le vogliono raccontare, ma insomma, come hai potuto notare dalla nostra gara, il saper raccontare bene una barzelletta è in fin dei conti una forma piccolissima d'arte. Come no? Quindi ti ho chiesto se gentilmente tu volessi provare a raccontarne una. Ma sarebbe meglio di no, perché io non le so raccontare le No, barzellette. però insomma, è bello provarci. E naturalmente una che fa la parte di un commissario la racconta su chi? Sui carabinieri. Allora. Silenzio, attenzione qui dietro. Cosa guardate giù a basso? Guardate sopra. Sì. Abbiate pietà, Sì. Allora, un carabiniere è in fila all'anagrafe e l'impiegato gli si rivolge e gli dice nome? Carabiniere Lo Moscio. Professione? Carabiniere. Sesso? Enorme. Cioè, una cosa pietosa. No. Adesso Mancava meschino, la raccontano anche i carabinieri sui poliziotti, comunque vale, cioè, è una lotta tra armi. Sì. Gira anche. Si gira anche nell'ambiente collaterale, anche nelle guardie di finanza. Mi sono giusto che tu faccia un po' di complimenti anche al tuo corpo di ballo personale. Sai quanti bei momenti abbiamo passato insieme tutti quanti? Non Davvero? solo in sala prove, ma anche quando siamo andati fuori a divertirci, perché loro hanno un umore molto caliente, devo dire. Sì? Sarebbero bravi Cioè, in mezzo anche barzellettieri. loro ci sono dei barzellettieri? Vabbè, sicuramente ci sono dei talenti. Ad esempio, guarda, visto che è un lui contro lei, adesso guardando Daniela qua mi viene subito da ridere perché ci ha raccontato delle belle. E chiamiamola Daniela. Daniela. Poi? E poi, tra i maschietti, ce ne sono molto simpatici, però direi
direi Arturo, è il caso di tirare fuori Arturo. Lui contro lei, via, così. Ce lo siamo inventati Allora, vai. adesso, via. La sai, una pulita? Dai. Sì, Daniela, pulita. Pulita, no, perché siamo in diretta, bisogna dire. questi Allora, magari sono due impazziti. fidanzati gay, uno si chiama Biagio, l'altro si chiama Bruno. Bruno parte per andare a fare un viaggio lunghissimo e Biagio gli chiede un regalo come prova d'amore. Bruno, dopo 3 mesi, che si è divertito da pazzi, ritorna, ma si è ricordato all'ultimo giorno di portargli il regalo e allora si è fatto tatuare una B su una chiappa destra e una B sulla chiappa sinistra. Torna, Biagio, amore ti prego fammi vedere il regalo, ti prego. E Bruno, dai aspetta, quando andiamo a casa te lo faccio vedere. Amore ti prego, dai ti prego fammi vedere questo regalo. Dai, quando arriviamo a casa. Arrivano a casa, Bruno si toglie via i pantaloni, si china. Biagio, amore, ma chi è questo Bob? Va bene. Ma come, scusa? Dai, va bene. Ma come? Ma scusate, ma vista così sembrava Maria Goretti. Io mi sono fidato, ho detto una biondina con gli occhi azzurri mi dirà. No, altro che. Ma una vediamo guerriera. Arturo. Chissà Arturo se tanto mi dà tanto. Vediamo. Dai. In onore a Natalia, siamo in Spagna, c'è un torero all'8° piano sul cornicione e tenta di buttarsi di sotto. Intervengono tutti i pompieri da sotto, col telone, pronto, il torero. E me butto da chi? E tutti, Nancy, no, e me butto da chi? E tutti i pompieri sotto, e me butto da chi? No, e me butto da chi? E alla fine, e me butto, tutti i pompieri, ale! Povero torero! Che disgrazia! Bravi tutti e due, bravo, il corpo di ballo dell'ultima. Grazie a tutti. Bravi tutti. Grazie, sai che mi mancheranno veramente tanto. Meno male che io avrò sempre vicino a te che hai un corpo da sballo. Un corpo da sballo? Sì, veramente. Fa vedere, guardate, da che iniziata la sai l'ultima, Jerry ha perso. Sembra una pubblicità delle diete. Però la pancia è incredibilmente... però stavi bene anche prima, sai che mi piacevi anche Cicciottino? Adesso me lo dici, sono dimagrito 3 kg, adesso mi dici ti facevo Cicciottino. Allora ringrasso per il prossimo anno. No, non importa, basta che tu sia così simpatico. Grazie cara, molto gentile. Siamo pronti? Ah no, non devo chiamare. L'atmosfera è calda perché la nostra Champions League, lui contro lei, è arrivata ad avere 2 uomini e 2 donne in semifinale. Cominciamo con la prima. Entrino i semifinalisti, forza! Signori, non perdiamo ulteriormente tempo, vi ricordo soltanto Valentina Persia da San Vincenzo Vecchio vicino all'Aquila e Francesco Guzzo da Sapri vicino, insomma in provincia di Salerno. Sì. Ci siamo? Siamo pronti? Sì. La semifinale ha 2 barzellette, cercate di votare sulla seconda. Parte la prima semifinale. Due vecchietti si incontrano. Amiche, come stai? E come sto? Come a vecchietto, così, 90 anni, sei dire avanti. Amiche, ma tu che te mangi al giorno? E che me magno? Una minestrina, un formaggino. Quando mi va bene che mi moglie gli gira bene, una mela grattugiata. È lì che sbagli. Come sbaglio? Sì, perché tu te devi mangiare 2 chili di pane al giorno. 2 chili di pane al giorno? Sì, perché dopo un'indagine hanno scoperto che il farinaceo ti rintosta e te fa ritornare come il ragazzetto di 20 anni. Buono. Michele va davanti all'alimentare, il ragazzetto apre. Asor Michele, buongiorno, che gli diamo oggi? 2 chili di pane. Guardi che poi gli diventa duro. Tutti lo sapevate, eh? E dai, ma che è stasera? Oh! Non ve ne approfittate, eh? Vai Guzzo! Il maresciallo Lo Pepe ha comprato gli occhiali a raggi X e li prova per strada. Vede una ragazza in minigonna, mette gli occhiali, nuda! Leva gli occhiali, vestita, mette gli occhiali, nuda! Leva gli occhiali, vestita, mette gli occhiali, nuda! Funziona, mannaggia, mette gli occhiali, va a casa, torna la moglie a letto con il postino, nudi! Leva gli occhiali,
nudi. Metti gli occhiali. Nudi. Leva gli occhiali. Nudi. Metti gli occhiali. Nudi. Se sono scassato l'occhiale. Sono forti, sono i più grandi campioni di questi 5 anni della Sai l'Ultima e siamo arrivati alla votazione per la semifinale. Comincia Valentina. Allora, Cenerentola sta dentro a casa e sta a pulire. Chili mi so fatali, guidizza. Mi piacerebbe andare a ballo, ma hanno lasciato qui a pulire. A un certo punto, la fata. Che vuoi? Vuoi andare a ballo? Pure io, perché non ci posso andare? Guarda, io ti mando al ballo, fammi un accordo, io ti mando al ballo, ma ricordate, Cenere, ricordati che se tu a mezzanotte non stai a casa, da capo a piedi diventi una fetta d'anguria. Ma come? Non ci stanno i topolini, a zucca, questa è un'altra storia. Se a mezzanotte non stai a casa diventi una fetta d'anguria, vabbè, Cenerentola sta andando via, a fa da Cenere! Guarda che diventi una fetta d'anguria se a mezzanotte non stai a casa, ho capito? Arriva al ballo, che lì mi so fatta lì. Entra dentro la sala, il principe vedi a gnoccolona, ecco. Cominciano a ballare, Cenerentola, e il principe Cenere, a me mi è venuta fame, già c'ha fame questo, arrivano dentro la stanza e il principe si mette a letto, sdraiato, a un certo punto si gira, vicino al tavolino c'è stava tutta frutta, comincia con figo, comincia con l'uvetta, arancia, a un certo punto piana fetta d'anguria, se la mette davanti, se gira Cenerentola, Cenere, a che ora devi tornare a casa? Ai 2, ai 3, ai 4. Bella! È piaciuta? È un bel 110 con lode. Va bene, Guzzo, Eccolo. non essere fesso nel cuore, difenditi da questo assalto femminile. Il capitano La Chiatta sta per prendere possesso della sua nuova nave. Va a bordo, va dal tenente. Tenente, buongiorno. Buongiorno, capitano. Partiamo. Cosa trasportiamo? Carbone. Carbone. Quanti siamo a bordo? 200. 200. Quanto tempo stiamo a mare? Stiamo 8 mesi. 8 mesi, senza toccare a porto. Senza toccare a porto. E ditemi una cosa, a bordo ci sta qualche femmina? A bordo ci sta qualche femmina? Qualche femmina c'è? No, tutti maschi. 8 mesi in mare, tutti maschi. E come si fa per, insomma, capitano, ci sarebbe il cuoco cinese. Ma che si scemi, vado col cuoco cinese. Io sono il capitano della nave, vado col cuoco cinese, ci parla di dignità. Passano 3 mesi di navigazione, il capitano ci ripensa, va dal tenente. Tenente, dite capitano, il cuoco cinese sembra... Il cuoco cinese sembra sempre, capitano, pronto, pulito e profumato. Guardate, Tene, io vado col cuoco cinese, passo la notte con il cuoco cinese, ma questo fatto qua, mi raccomando, non lo deve sapere nessuno. Ah no, 7 persone lo dobbiamo sapere per forza. 7 persone. E perché? Io, voi, il cuoco cinese e 4 persone che lo tengono fermo, ce le volete mettere? Che facciamo? Caro Guzzo, tu sei un professionista della risata, l'ho già detto, e questo nostro è un gioco che ha voluto semplicemente rievocare i fasti della vostra partecipazione alla Sei l'Ultima, per cui non te la sarai presa, se in finale passa la nostra Valentina Persia, una donna, e noi vediamo a chi toccherà difendere l'onore degli uomini, se capiterà un uomo, perché la finale può essere anche fatta di 2 donne, bisogna vedere la prossima semifinale. A tra poco! Mamma, cos'è un travestito? Non lo so, intanto chiamami papà. Tra amici, senti, ma perché vai in giro con una supposta sull'orecchio? E l'amico? Oh, dove ho messo la matita? Sapete che cosa hanno in comune i trenini elettrici e le tette? Che entrambi sono stati fatti per i figli, poi li usano i papà.
Sono tremende ste ragazzine, sono davvero tremende. Pure quello. Che urla! Che urla. fatica! Tutta la gente si è messa a cantare con te. Sei contagiosa. Sei contagiosa. Vai, Grazie. No, stiamo facendo una considerazione. Adesso abbiamo una semifinale molto tosta, però abbiamo già una finalista donna. Quindi c'è il rischio che la finale sia tutta femminile. No. E io ho scommesso che avrebbe vinto una donna. No, speriamo che ci sia un bel maschietto simpatico. E mo' vediamo. Grazie signore. Forza. Entrino gli ultimi finalisti, anzi semifinalisti. Forza. Pulvirenti, senti addosso il peso della responsabilità? Troppo. È troppo. Non solo la Trinacria Unita, ma tutti i siciliani che ci seguono. Tutta Italia. Tutta Italia pure. Gli uomini tifano per te, perché almeno una finale... Però, come faccio? Come faccio a non mettere gli occhi addosso a lei, che già la scorsa settimana è arrivata in finale? Vediamo. Saresti un po' come la Juventus, per 2 volte in finale nella Coppa dei Campioni. Non dovevo dirla questa. Perché quest'anno poi è andata in una maniera un po', come si dice, no? Che dopo ti gufo. No, stiamo zitti e vediamo come va. Allora attenzione amici, parte la seconda semifinale. Un tizio si ritira a casa e vede uno con un paio di slip, noi ci chiamiamo mutanne, nei mano. Ma scusi, ma lei con queste mutandine in mano, sa, mi sono cadute le mie mutandine dal mio balcone al suo balcone. Ah, mi scusi, perché? Perché? Per carità. E si ritira e vede sua moglie Concettina alle 7:30, coricata. Lo sai che ti dico? Mi corico pure io. Arrivata a mezzanotte, lo tombolate. Marito mio, ma perché? Perché noi balcone abbiamo. Riscaldamento. A Bari c'è un doppiaggio di un cartone animato. Il regista: allora giovani venite qua, dovete dire questa frase: ehi tu maledetto topastro. Entri il primo. Ehi tu maledetto topastro. No, grazie, è troppo impostata, non va bene. Il prossimo, allora giovane, deve dire la frase: ehi tu maledetto topastro, va bene? Ehi tu maledetto topastro. No, è un cartone animato, lei fa spaventare i bambini. No, mi dispiace. Vada, un altro, allora giovane, lei deve dire la stessa frase: ehi tu maledetto topastro, va bene? Ehi tu maledetto topastro. Sì, questo mi piace, una bella voce da cartone animato. Allora venga domani sempre qui alle 10. No, domani non posso. Attenzione! Per conquistarsi un posto in finale, Ernesto Pulvirenti. Un contadino sta caricando un sacco di patate nella sua ape, noi la chiamiamo la lapa. Primo sacco di patate nella lapa, secondo sacco di patate nella lapa, terzo sacco di patate. Le patate mi hanno fregato, si gira, la lapa mi hanno fregato, ora vado ai carabinieri, denuncio la qualsiasi. Fa 100 metri, mano in alto, una rapina. Ma come una rapina? Mi hanno fregato le patate, la lapa, non me ne frega niente, è una rapina, dammi il portafoglio. Piglia il portafoglio e glielo do. Fa altri 100 metri, mano in alto, una rapina. Ma allora è giornata, guardi, non ho niente. Mi piacciono i suoi vestiti, lo spoglia nudo e lo lega a un palo nudo. Aiuto! Fa il contadino, aiuto! E arriva da un lontano un signore ben vestito, distinto bene. Che le è successo? Aiuto! Si fa di dietro, cosa le è successo, figliolo? Mi hanno rubato le patate, la lapa. Sfortunatello oggi, sfortunatello oggi, '90. No, lì della fretta di fare la finale è già andato là lei, fa niente, ma il 90 era per il nostro Pulvirenti. Lei tranquilla, vai. Okay. Vai.
c'è una sposina che porta suo marito dal sessuologo. Senta, dottore, mi deve aiutare. C'è mio marito che non dando è pratico di sesso, lei mi capisce. Siamo sposati da 2 mesi e lui non va niente. Che sono pur sempre una donna, piacente, ho le mie voglie, le mie soddisfazioni. Sì, signora, adesso gli faccio degli esempi. Allora, signor Vittino, facciamo degli esempi per capire come si fanno certe cose, L'ape si posa sul fiore, sì, non ha capito, ha visto che non ha capito, è stato un colpo di fulmine, ma non pensavo che questo proprio... Allora sì, ora facciamo un altro esempio, signor Vito, La mucca con il toro, la mucca, sì, la mucca, la mucca, no, non ha capito. Allora, signor Vito, adesso veda tutto quello che succede con sua moglie, Signora, dobbiamo fare una cosa sul lettino, Lei stia attento, signor Vito. Si spogliano, si mettono sul lettino. Alla fine finiscono, E allora, signor Vito, ha visto? Ha capito? Dubbi, domande? Sì, ho capito. Però una domanda. Ogni quanti giorni ve la devo portare? È forte la nostra Lia Cellamare. Guardate com'è seria mentre guarda il responso dell'applausometro che la scorsa settimana le ha giocato un brutto scherzo, ma questa settimana va dritta in finale. Lia Cellamare. Mi spiace, Presidente. Vorrei dire che è un gioco e che il nostro gioco di lui contro lei finisce a favore delle donne perché la finale sarà tutta femmina. Qui, alla Sei l'Ultima, tra poco. Per uno degli stacchetti più originali di questa edizione, brave tutte le nostre. La rivista, hai visto? Abbiamo in testa cose di tutti i tipi, cioè cozze, rose, bombe, di tutto. Però questa volta lo stacchetto era particolarmente indicato perché io propongo, giunti prima della finale, anche se la finale sarà tra 2 donne, di proporre una passerella, una rivista, come dicevi tu, di tutti i grandi protagonisti di questa serata. Ah, bene, sì, Forza, come no? venite. Tra amiche, Enza, ho licenziato la cuoca, era strana. E perché? Perché quando tagliava le cipolle rideva. Ciao, bella gioia! Navighiamo in internet! Madonna, ho trovato anch'io finalmente l'uomo con la barca! Una ragazza che fa la segretaria incontra un'amica. Oh, ciao cara, come va col tuo capo? Ah, bene, ti ricordi che mi aveva promesso il visone se facevo la gentile con lui? Ah sì, e l'hai fatta, te l'ha regalato. Certo, solo che adesso tutte le mattine devo pulirgli la gabbietta. Ah, papà, che mi porti a Ozzo? Ah, t'ho detto che se te vogliono vedere vengano a casa. Mamma, c'è il postino morto nel giardino! Ah, ecco chi ha mangiato la torta! Volante 2 a volante 3, tornate indietro perché vi siete dimenticate la macchina! Cara, mi hanno fatto membro di una giunta. E nemmeno io ti facevo una giunta al membro. Brigadiere, dice che i carabinieri sono fissi e perché i ferrovieri no? A ogni stazione si salutano e poi salgono sullo stesso treno. Boh! Bene, questo serve giustamente a rivedere i volti che hanno caratterizzato questa nostra puntata tipo Champions League. Certo. Ma a proposito di rivedere, Cosa? bella asturiana,
Bella anguria della bassa padana, cosa vuol dire? Asturiana vuol dire donna delle Asturie, tu Anguria mi dici? Va bene. Dai, l'anguria è molto dolce. Ah, grazie. Basta arrivarci però fino in fondo. Sai come si dice? Bisogna fare il tassello. Ecco, bravo. Va bene, io mi sono permesso di fermare alcuni momenti della memoria di queste nostre puntate. È uno scherzo che ti ho organizzato insieme alla regia. Ah, bellissimo, sono contenta. È bellissimo. Volevo Sì. farti vedere alcuni momenti, ad esempio questo. Guarda cosa hai combinato. Guarda. Guarda. Cos'è successo qua? Chi è No, non ci posso credere. Quello è Valeriano che mi ha pestato la luce. Sì, perché voi non lo sapete, ma Natalia È ancora malato. per 3 settimane, adesso ve lo dico perché poi i balletti in diretta erano meravigliosi, ma ha ballato 3 settimane con l'alluce quasi fratturato. Momificato. Questo dipone a tuo favore davvero. Era grosso, non ci stava nemmeno nella scarpa. Un colpo all'alluce, un colpo all'alluce. È vero, un colpo proprio basso, di quelli Sì, giusti. sì. Senti, ma anch'io ho visto che tu hai combinato delle cose, anzi hai fatto delle cose strane durante il corso della trasmissione. Non ricordo, io non ho preso colpi Io all'alluce. mi ricordo qualcosa di una certa pianta. Tu hai un amore, sei un appassionato dell'ecologia. Ma io ho il pollice verde, perché? Ma vediamo cosa hai fatto. Sì? Cosa faccio? Parlo con la pianta. Che stai facendo? Sono scemo. Sei impazzito? Sì. Ma dove avete preso questa immagine? Sono io che parlo con la pianta? Gli stai dicendo, ma non potresti fiorire? Cosa gli dici? Non lo so. Eri però un po' arrabbiato, con quella pianta lì. Ero anche un po' più... È un po' più gonfio. Ma forse c'era uno bassissimo dietro la pianta con cui stavo parlando, che c'entra? Ma non lo so. Poi voi non lo sapete, ma i ballerini, le ballerine in generale nel mondo dello spettacolo hanno un rito che non so se sia proponibile per televisione, perché dicono una parola che in Francia si può dire, ma in Italia non si può dire. Comunque vi faccio vedere il rito e decidete voi. Cosa? Prego. Guarda, No! Sì, guarda, guarda. Guarda. 1, 2, 3, E poi si toccano in un posto. Ecco, il peggio non è tanto il rito quanto il dopo. Beh, è una cerimonia che, insomma, come vedi, ci fa divertire e soprattutto ci carica. Cioè, capito? Per Voi una vi caricate toccandovi in quel posto lì, è stranissimo. Capisco perché i ballerini sono tutti belli scattanti. Perché siamo tutti agitati, hanno paura sì, che quello... Appena ti avvicini, zaccate. Comunque, parlando sempre di quella parola lì. No. No, beh, più o meno, però tu hai combinato qualcosa. Non mi ricordo, Non non tu? l'ho mai detto una parola del Un genere. tale Castagna, per caso? Castagno è un mio È amico, successo qualcosa? lo stimo molto. Vediamo se lo stimi dopo questo. Buonasera. Merda, Jerry. Merda a te, Castagno, merdaccia. Ah! Merdaccia, Vi Castagno. trattate proprio bene! No, ma anche... Per favore. Ah! Ma perché mandate in onda ste cose? E chissà, ne avranno anche delle altre, ma meno male che sono stati anche abbastanza tranquilli. Guarda come ride la signora Cole, le sono molto simpatico, sai? No, è che non capisco tante volte le cose che dite. Non Lui hai me le capito? spiega. Ah, hai capito? La parola che ho detto a Castagno non l'avevi capita? No, non l'avevo capito. Era un rito propiziatorio, era una Sì, cosa pure che quello. dicevo. Bene, come andiamo avanti adesso? Beh, C'è la nostra finale. dobbiamo andare. È la parte più importante, la finale. Però non rinunciamo al nostro giochino neanche stasera. No, assolutamente. Call Me and Company! Forza! Bravo! Finalmente, hai imparato, sei uno splendore di ballerino. Grazie, cara. Vai, prego. Grazie. Qua, più tardi vuoi farne un altro? Va bene, mi gira un po' la testa. Scusate, non è il caso perché invece è un momento molto importante, è il momento dell'inizio della nostra finale. Entrino le finaliste. Allora, ragazze, una risposta al nostro quesito iniziale della serata l'abbiamo. Fanno più ridere le donne o gli uomini? La risposta ufficiale della Sei l'ultima è le donne. Le donne. La cosa depone ancora più a vostro favore
perché nella formazione iniziale delle puntate la media è 2 donne e 6 uomini, per cui voi avete dovuto farvi largo a gomitate letteralmente. Però attenzione, noi non rinunciamo per questa finale ad un gioco abbastanza divertente, quello dei Call Me and Company. Spero che voi siate preparate su queste cose. È un giochino che facciamo anche per il pubblico, potete rispondere anche voi se loro non hanno la risposta. Come si chiama il più grande portiere del calcio giapponese? Forza. Tu tiri io paro? Esatto, lo tiri io paro. Uno, tieni uno perché... Questo è facile. Il più abile scultore italiano. Oscarpello. Sì, Oscarpello, brava. Uno pari. Finalmente ce n'è una bella e pure intelligente, perché tutte le altre erano delle belle stupidate. Il faraone egiziano morto in incidente stradale? Sotto un camion. Sì. Brava, 2-1. Qui ci vorrebbero i 3-3 che direbbero questo mi pare una stronzata, però devo dirlo sempre. Perché gli indiani sono rossi? Perché stanno in riserva? 2 pari. Come finiamo? Alle stelle, con la TV intelligente proprio. Che cos'è il cognac? Il maric della Sorec. Va bene, forza ragazze. Potete spostare il nostro banchetto perché il gioco dei Call Me and Company. Buonasera signorine, grazie. Il gioco dei Call Me and Company serve solo a introdurre la finale, ormai la gente che ci segue lo sa, e a permettere alla vincitrice 3-2 di scegliere se cominciare lei, Valentina, o far cominciare Lia. Com'è la tua strategia? Lascio che cominci lei. Lascia che cominci la nostra finale, Lia Cellamare, vai! C'è un'anziana contessa di Bari che si vuole rifare il seno e ha avuto l'indirizzo di una clinica famosa in Svizzera. Va e trova questo dottore. Senta dottore, io sono una contessa di Bari ormai avanzata nell'età, però mi vorrei fare il seno, sai, come quel delle modelle. È possibile? Certo, 80 milioni. Ah, 80 milioni costa. No, c'è qualcosa di meno. Senta, in Italia a Salso Maggiore costano di meno e fanno lo stesso servizio. Difatti la contessa va in Italia a Salso Maggiore. Senta, io sono venuta, sai, vorrei farmi uno di quei bei sudi, sai, belli. Quanto costa? 5 milioni. Posso spendere 5 milioni. Solo, signora, le devo avvertire una cosa, che ogni tanto si sgonfiano, però c'è un movimento delle braccia che si rigonfiano e rinvigorisce. Ritorna a Bari dopo l'operazione questa contessa e incontra il suo ex marito ad un ricevimento. Ui, Michele, ti piace? Lina, ma come ti sei fatta bella? Non sembra proprio che hai tanti anni. Ti piace? E decidono di andare a fare l'amore. Lui va nel bagno e lei inizia a spogliarsi. Mentre si sta spogliando, si stanno sgonfiando. Aspetta, così. Esce dal bagno Michele. Oh, Lina, pure tu sei stata a Salso Maggiore. Questo era un antipasto della finale, eh? Calma. Le gambe non vi fanno Giacomo? No. Vai, Valentina, con la tua prima barzelletta. Allora, c'è una signora che va dall'oculista. Buongiorno dottore, buongiorno signora, prego una visita. Sì, ecco, mi faccio vedere subito. La signora si comincia a spogliare. No signora, guardi, io so un oculista, non so un medico generico, penso che qui ci sia un equivoco. E un attimo che mo te lo spiego, no? Se leva la giacca, se leva la gonnella. Signora, torna a ripetere, io sono un oculista, non sono un medico generico, io visito gli occhi. E un attimo che vai di fretta, mo te lo spiego il problema. Se leva sotto la mutandina, se leva reggiseno e se sdraia sul lettino. Dottore, vieni a mettere qua. E il dottore... signor, io sono oculista ma sto pure nomo. Non mi provochi, la carne è debole. Tu sto di, vieni a mettere qua. E il dottore si avvicina.
La signora Opia se lo butta addosso e cominciano a fare l'amore. La signora dottor! Ecco, io a sto punto non ci vedo più niente. Calma. Sono due brave, molto brave le nostre finaliste. Lui contro lei, ha già vinto lei, ma lei si chiamerà Valentina o Lia. Attenzione perché adesso il vostro applauso è determinante. Prego Lia. C'è un signore che lavora sempre e trascura sua moglie ritornando sempre tardi a casa. Ehi, domani è il mio compleanno, non ti permette di rimanere a casa, che io devo venire con te al ristorante. Sì, va bene. Il giorno dopo lui lavora fino a tardi, le 11, il compleanno di Teresa, devo comprare qualche cosa. Si mette in macchina e cerca un negozio aperto. Lo trova, entra e ci sono degli animali. Senta, il compleanno di mia moglie, ci avrebbe qualche cosa? Sì, c'è una rana dalla bocca larga, una razza speciale dell'Africa che è molto particolare e costa solo 400.000 lire. E va bene, me la dia, un compleanno. Senta, un pacco regalo, grazie. Si mette in macchina, il pacco accanto e inizia ad andare verso casa. Il pacco a un certo punto inizia a muoversi. La rana si sta muovendo. La rana esce dal pacco, sui pantaloni. Hai capito la rana? Hai capito la rana? Basta, basta. È che bella questa rana dalla bocca larga. E che dopo un po' il pacco inizia a muoversi. La rana si sta muovendo. Ma che sei? Ti piace? Basta, ho detto basta. La rimette nel pacco. Arriva a casa la moglie infuriata. Tu non mi ami più, da domani io voglio il divorzio. Senti cara, buon compleanno. Apre il pacco. Una rana, ma che razza di regalo. Senti bella, questa come impara a cucinare? Tu da qua te ne vai! Risultato d'eccellenza, ma l'esperienza ce lo insegna, si può fare anche di meglio. Ci prova l'altra finalista, Valentina. Allora ci stanno una coppia di spose prima notte di nozze. Riconoscibilissime le due coppie. La prima coppia di Roma, Fraciconi, Burini, tutti rattoppati zona Ladispoli underground. La seconda coppia zona benestante, tutti acchittati. Si incontrano fuori dalla stanza dell'albergo le rispettive signore. Riconoscibili anche qui tra di loro perché la signora Burina aveva un asciugamano pieno di toppi, i sandaloni infradito, camminava tutta così. Invece la signora benestante era avvolta da un asciugamano tutta cotonata, con i ciabattini che la piumetta, pare un cocker. La signora Burina si gira alla signora benestante e gli fa: senta un po', signor, come sta la notte de nozze? Estremamente bene. Ah, capito, mio marito è un uomo dalla grande fantasia sessuale. E a lei? Ma che ne so, io non ci sto a capire niente, non so come m'acchiappa mio marito, io non ci sto a capire niente. Senta signor, per curiosità, ma lei dopo la prima notte dei nozze andrà a visitare qualche paese? Ma certo, io andrò a visitare Parigi. Ah, vedi che fortuna la signora. Mi torga una curiosità, ma come ha fatto a convincere suo marito a farsi portare a Parigi? Le spiego un trucchetto, tesoro. Durante il rapporto sessuale, al culmine dell'amplesso, io guardo mio marito e gli dico: caro, che ne pensi di Parigi? E lui: sì, tesoro, Parigi, Parigi. A Zoticona gli fa: ah, capita signora, grazie del consiglio. Ritorna a stanza tutta ingrifata, apre la porta, trova il marito sul letto, gli si butta sopra e cominciano a fare l'amore. Al culmine dell'amplesso a Zoticona guarda il marito e gli fa: caro, che ne pensi di Rapallo? Rapallo? Rapallo, ma come Rapallo? Ti è sempre piaciuto così? Merita. Ci sia. Signore e signorine, adesso devo dirvi una cosa. La vostra bravura era letteralmente pari. Qui bisognava azzeccare la barzelletta per la finale e la tua, nonostante avesse il problema di essere un po' dialettale, di essere capito qualche seconda dopo, ti ha portato fortuna. Vince l'edizione lei, anzi lui contro lei della Sei l'Ultima, Valentina Persia. Complimenti anche a te!
Eppure lì, bacio. Valentina, grazie. Guarda, pure Claudia Cola è venuta a congratularsi. Nastro rosa, allora. Pensa che così sfrontata, così insomma forte la contrabbazzetta, adesso aveva la lacrimuccia all'occhio. È dolce fuori, anche per questo atteggiamento Manaccio che ti ha fatto vincere senz'altro. Voglio dire una cosa a Lia. Lia, tu sei entrata nei nostri cuori e sei entrata anche nel cast di Sotto a chi tocca, per cui la gente ti vedrà tutte estate al fianco di Pippo Fra. Bravo. Sì, cara. Volevo ringraziare Ernesto Pulvirenti. Che è un vostro concorrente, che ha tentato inutilmente, Ernesto, di insegnarmi a recitare una barzelletta. Sì, però ha avuto il piacere Quella del carabiniere Lomoscio. te l'ha raccontato lui. Sì. Bravo Ernesto, che hai trasformato anche la colla in una barzelletta. Resta Claudia, perché noi abbiamo una buona abitudine di fare un'ultima carrellata con i nostri barzellettieri, per cui vale la pena. Forza signori, tutti dentro! Storiche ormai, ve la Storca. Chi comincia? Pierino, cosa ci fa un cavallo in un fiume? Trotta! C'è Cometa che sta cercando la Cicetta ai Caraibi. A un certo punto la trova sulla spiaggia abbracciata a un tipo. Va lì e fa: uè Cicetti, ma cosa fai qua tutta nuda? Ma dai, no, sto prendendo il sole integrale. Capisco te che t'abbronzi, ma non ho mai visto un uomo di colore che s'abbronza. Due mafiosi. Peppino, guardi, il pesce palla. Ma che palla e palla muto deve stare. La moglie al marito: caro, ma perché stai a tagliare la coda al cane? Perché stasera viene tua madre, quindi fa festa a nessuno. Sapete cosa disse l'ultimo dei moicani? Oh, aspettatemi! Ciao cara, come va il tuo matrimonio? Ah bene, mio marito è un angelo. Beata te, il mio è ancora vivo. Mi sono fatto la prostata. Io mi sono fatta appunto perché quelle macchine straniere non è che... Maresciallo, le ossa mi fanno male. Quando sei fesso, non te le mangiare. E dopo il maresciallo, un ispettore per salutarci. Grazie di essere stata la madrina di questa nostra ultima grande serata. Tanti grandi complimenti per tutto il successo che stai avendo. E un saluto al grande Nino Manfredi. Un bacio. Ciao Claudia. Ciao. Grazie. Ciao, Claudia, ciao. Adesso Natalia mi vuole...